La necessità di ritrovarsi è dentro al fatto di perdersi. E se vuoi trovarti devi perderti nella foresta. Per arrivare a Dronero ho preso un autobus e subito ho notato come le persone sull'autobus avessero voglia di parlarmi. Sia l'autista che tutti quelli che erano seduti attorno erano molto incuriositi da questo viaggio che avrei fatto. Ma su che sito è che lo mettete il documentario? Sera, la stradina là diagonale. mi mancava l'aire e sognavo il brindisol. Y entrano va chanson que se embastian en moment de silenci al vez de son e de bordon. Le tue manettes che tramulaven man in brasa aramba tu me si retrovam a chi le sto. Ma in generale nella valle tutti avevano molta voglia di parlare. Sono rimasta colpita dall'apertura di questa cultura occitana. Ciao Anna, benvenuta alle Spessissità di Dronero. Grazie mille, grazie. Questo è un centro di documentazione della cultura occitana alpina. È nato dalla volontà delle comunità montane e dei comuni di creare proprio uno spazio, perché spazio vuol dire spazio, che fosse dedicato a promuovere, continuare a parlare, far conoscere la cultura e la lingua occitana. La lingua occitana è una lingua neolatina, esattamente come l'italiano, il rumeno, il francese, ed è nata alla fine dell'impero romano d'Occidente, quando tutte le lingue sono nate. Quindi l'origine è molto antica, poi ovviamente la lingua nei secoli si è molto modificata anche di zona in zona, perché è un territorio talmente ampio che naturalmente ci sono varietà dialettali quasi per ogni paese. E questo soprattutto si sente nelle nostre valli, perché l'isolamento, di cui noi a volte ci lamentiamo per ragioni così logistiche, invece da un punto di vista linguistico ha fatto da frigorifero eccezionale, perché ha mantenuto le peculiarità di alcune parlate che si ritrovano ancora oggi. L'intercomprensione è buona, sicuramente, diciamo, tra le Alpi e i Pirenei passano diverse differenze, però comunque siamo sempre tutte varietà della stessa madrelingua che è l'occitano. Anna? Ciao, Ciao. piacere. Ma quindi cosa dovresti fare? I percorsi occitani, se ho capito bene? Esatto, sì, facciamo queste 2 settimane e vediamo un po' come va. La prima volta che mi hanno parlato di questo viaggio, forse avevo paura di non riuscire a farlo tutto. Non lo so, ho iniziato a pensare, insomma, magari non sono allenata abbastanza, magari è. E invece, sotto questo punto di vista, sono stata molto contenta di mettere in prova certe sensazioni fisiche, chiaramente. Qua è iniziato proprio dal posto uno dei più bucolici, perché è uno dei più strani, anche se vuoi. Perché qua siamo nella riserva naturale dei Cicciu. Praticamente sono dei funghi di pietra. A grandezza, diciamo che i più alti arrivano anche a 10 metri. Si formano perché c'è stato un processo di erosione e ci sono dei grossi cappelli di pietra. Tu ti devi immaginare che la terra sottostante pian piano si è abbassata e quindi questi cappelli sono rimasti in cima perché sotto il cappello si è creata una sorta di gambo. Una cosa che ti consiglio assolutamente di fare: sopra San Damiano ci sono tantissime borgate e il podio però è, diciamo, una borgata un po' rappresentativa per la riscoperta della valle, perché lì si è insediata già da un po' di anni ormai una famiglia. Hanno deciso di ristrutturare una vecchia scuola e hanno preso un po' di capre e hanno aperto un'azienda agricola. Ma sai che comunque il desiderio di appartarsi in posti naturali, posti di campagna, posti di montagna è sempre più forte anche in città? È sempre più forte. Questa qua è tutto il percorso che farai per andare verso il Monte Roccerè,
Quindi io seguo Pio. Tu segui sempre Pio, esatto. Diciamo che nella prima parte, fino a quando arriverai a Elba, sarai praticamente quasi sempre o comunque molto spesso nei boschi. Ok. Cambiano i colori, ogni albero prende una forma e una colorazione diversa. Certo. Quindi ti troverai delle ambientazioni non da poco. La varietà dei luoghi d'accoglienza è stata veramente palpabile, nel senso che in alcuni luoghi sembrava di entrare a casa delle persone. Cioè, ti aprivano la porta, ti accoglievano, ti chiamavano per nome, ti danno da mangiare. Credo che i luoghi palpitanti di questo posto siano proprio le famiglie che ti accolgono in casa, cioè le locande a conduzione familiare. Quello veramente mantiene una spontaneità che è veramente anche commovente, perché senti che queste persone sono molto grate del tuo arrivo, per cui è bello. Ciao. Posso venire lì? Yeah. Non mi fanno niente? Ah, guarda. Sono solo curioso. Ciao, io sono Anna. Mario, ciao. Piacere. Che tipo di allevamento fate qua? Ma noi seguiamo i ritmi della natura, quindi appunto il calore naturale, non è niente indotto. Cerchiamo praticamente non interveniamo mai dal punto di vista sanitario, nel senso che non facciamo vaccinazioni, non diamo medicinali, niente. Loro andando al pascolo ormai è accertato da diversi studi, sanno curarsi tendenzialmente da sole, no? In base a cosa hanno bisogno, in quel momento c'è quell'erba che fa bene, quella cosa lì. E anche facendo così, magari è un discorso un po' cinico, però in realtà diamo oltre una selezione naturale, cioè l'animale forte sopravvive, riesce a combattere i suoi problemi ed è inutile intervenire, perché poi vuol dire che un animale malato dovresti intervenire sempre. A un certo punto c'era Mario che diceva: sarà cinico, però le capre che non riescono a curarsi muoiono. E io ho pensato, questa cosa tutto è meno che cinica, cioè è molto più cinico chiudere le bestie in delle gabbiette, dargli un sacco di medicine pur di farle vivere quando in realtà non è più il loro momento. Io ho sempre detto che bisogna rispettare gli animali quando sono in vita, Certo. E poi ringraziarli perché ti danno da mangiare e da vivere. Vaffalo! Il latte cambia notevolmente, quindi il formaggio in base alla stagione. Tu assaggi il formaggio ad aprile, che loro mangiano l'erbetta fresca, primaverile, eccetera, ha un gusto. Se lo mangi adesso, che mangiano castagne, ghiande, foglie, più grasso, ha un altro gusto, quindi cambia, evolve durante l'anno in base a cosa mangiano. Siamo venuti a stare in Valmaera ormai più di 30 anni fa, poi in realtà la cosa delle capre è arrivata dopo, guardandoci attorno e dicendo che adesso vuoi assaggiarne un pezzo? Ma volentieri, grazie. Sì, sì. I formaggi erano straordinari, veramente. Mi hanno fatto assaggiare tutto un vassoio di formaggi con diverse stagionature, diverse lavorazioni, ed potevi mangiare la buccia, potevi mangiare tutto lì, veramente straordinari.
E vanno gli uomini a contemplare le ampie cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri, e trascurano se stessi. Questa situazione di svegliarsi prestissimo, arrivare su, quindi camminare, veramente ti collega a un altro ritmo, un altro tempo. Ci sono dei posti pazzeschi dove arrivi fuori, ci sono queste casettine di pietra e dici ma chissà come sarà dentro, e poi dentro è stupendo, con queste docce super moderne, super rifinite, eccetera. Ci sono altri posti, in un posto insomma ho fatto la sauna piuttosto che l'idromassaggio, quindi anche uno si può anche rilassare se desidera. Come dice Franco Baudino, sono le persone che vengono qua, ce ne sono di due tipi, quelli con l'anima e quelli senza anima. Quelli senza anima ti chiedono solo dove andare a mangiare e gli altri invece si interessano del luogo. L'interno era veramente molto bello, c'è questa chiesetta a 3 navate, una un po' più grande, 2 un po' più piccole, non tutta, ma l'ultima parte dietro all'altare affrescata, molto, molto interessante. Mi sono messa a guardare tutti i quadri. In uno si vede la deposizione della Vergine, quindi non può che essere di un Vangelo apocrifo. Vorrei veramente scoprire la storia di quando è stato dipinto, chi l'ha commissionato. Le borgate sono sicuramente molto scenografiche. Credo di essere rimasta abbastanza colpita dal fatto che queste borgate comunque sono poco abitate, per cui credo che le persone che ci abitano sentano tutti gli spazi comuni come propri. Se vuoi trovarti devi perderti nella foresta.
Sono partita per andare al Fremo Kun Khuna, punto più scenografico, panoramico, consigliato da tutti, bellissimo. Arrivo, non si vedeva niente perché era completamente immerso nel bianco, completamente, io vedevo solo la punta, che è stato affascinante a modo suo, però caspita, avrei voluto vedere sotto, quindi era un po' così, non sapevo cosa fare, se aspettare lì, se non aspettare lì. Poi invece, salendo ancora, sono arrivata sul colle San Peire e tutta quella nebbia che avevo maledetto prima, in realtà credo di aver visto qualcosa che è ancora più unico. Supero la nebbia e mi trovo tra due strati di nubi, le nubi che stavano sotto, le nubi che stavano sopra di me, e io ero in un cielo terso, limpido, molto bello, e da sotto si vedeva questo lago, questo mare di nebbia che appunto aveva questo moto come un mare veramente, che lambisce un pochino e poi torna indietro, poi va un pochino più su e poi torna indietro. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, piacere Anna. Piacere. Cuore sempre vissuto qua. Sempre. Cioè, praticamente sempre. A parte una parentesi di 5 anni e mezzo in città, però non sono mai riuscito ad adattarmi fuori. Questi luoghi sono carichi di storia, di fatiche, di sacrifici, di dolori. Se pensi che nel 1900 c'erano 1319 persone. Qui? A Elva. Elva ha 29 borgate. Qui è il capoluogo. Era l'unica borgata, il capoluogo, che aveva 2 desene. Sai cosa sono le desene? No. Le desene sono quelle squadre praticamente obbligatorie, gratuite, che avevano il compito di tenere aperte le strade d'inverno e sistemare le strade in primavera, o quando succedeva un incidente su una strada, qualcosa, cadeva un masso eccetera, la desena era obbligata a intervenire. E se tu in casa, in famiglia, non avevi un uomo valido, allora il deseniere chiedeva un altro valido da qualunque parte che lo prendesse. Ogni famiglia aveva uno addetto. Ogni famiglia doveva avere un addetto. E chi non prestava al membro della famiglia doveva pagare il servizio che gli altri facevano per lui. Insomma, mi sembra una cosa comunitaria che accentua ancora di più il fatto che questi luoghi sono di tutte le persone che ci abitano, veramente. Qui c'erano più o meno 500 persone che lavoravano i capelli, ma facevano, I capelli? diciamo, sì, Cioè? capelli. I capelli di persona? Certo. Cioè si facevano le parrucche? Le parrucche le facevano i grandi commercianti. Ok. E quelli che erano qua lavoravano. Cioè solo la materia prima? Sì, c'era gente che aveva magari 20-30 ragazze che lavoravano, anche gli uomini. E poi tutte queste persone che abitavano qua dove sono andate? Se pensi che i primi anni 70 stare qua e tenere 5, 6, 7, 8 mucche al massimo, cosa facevi? Tiravi la cinghia, no? Non mitizziamo il passato, era bello perché c'era armonia, c'era tanta gente. Certo. Ma sai che a ogni festa di borgata c'erano le risse? Ah sì? Si davano delle botte da orbi. Bevevano magari un pochino. Ma certo, bevevano poi. Certo. E le risse per cosa? Ma di solito avveniva per questione di ragazze, no? Ah, ok. Perché se io sono di una borgata e alla festa della mia borgata arriva un estraneo di un'altra borgata, non è che possa fare cosa vuole. Certo. Bisogna avere, c'erano certi parametri da rispettare. Certo, no, beh, giusto. E allora c'era chi gasato o magari ben piantato faceva il furbo, no? Certo.
E allora ogni tanto vedevi, se vedevi uno da fuori che offriva qualche bottiglia, voleva dire che aveva bisogno di protezione. E qua che lingua? C'è un dialetto qua? Si parla un dialetto? Noi parliamo l'occitano alpino, come si dice, però varia da un paese all'altro. Per esempio a Elva noi abbiamo la I, a San Michele Marmora hanno la G al posto della I. Tu sei una figlio, una ragazza. Una ragazza. Con la O finale? Figlio? Sì, tutte le femmine tutte O. Tutte O? Tutte O. Ok. Figlio, e invece San Michele Figgio. Ah, Figgio. Marmora anche Figgio. Ma lei lo sa un detto, un proverbio in occitano esistono? Per esempio, in pas apres a laute. Un passo In pas apres a laute. Un passo apres a laute, siamo arrivati qui a parlarci. Per me il posto più particolare è la Gardetta. Gardetta? La Gardetta è un posto dove mi trasmette delle cose ancestrali, non saprei spiegarle. Ciao. Ciao. Anna, piacere. Pasqualina. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Anche il sueño. Grazie, ciao Anna. Sono Luigi, hai Piacere. fatto buon viaggio? Ho fatto buon viaggio, sì, grazie mille. Bellissimo qua, finalmente sono arrivata. Qui è la nebbia, ma è sempre bello. Io sono venuta principalmente per assaggiare le ravioles. Le raviolos. Quindi si sbucciano le patate. Come si dice qui che fai, mamma? Per l'oltre da fare ravioli. Sono nata in montagna e sono sempre vissuta. Mia nonna era di questa borgata, si era sposata là. Io poi sono nata là e mi sono risposata qua. E quindi è tornata qua? Sì. Ma là e poi a 1 chilometro. Ah, ok. non è proprio dall'altra parte del mondo. Salendo alla Rocca Provenzale è stata bella ripida, bella tosta. E infatti mi sono presa anche un momento, sono salita su questa roccia gigante, era abbastanza impressionante perché da sopra sembrava che la roccia potesse staccarsi e farti fare tutta la valle giù. Sono arrivata in cima e sono entrata dentro a questo bunker. Ci sono queste finestre che da dentro sono piccolissime, da fuori sono enormi. Ritrovarsi un elemento di guerra in quello spazio lì è stato veramente particolare. E dall'altra parte non me l'aspettavo perché sono salita, era piuttosto ripido e devo dire la verità che mi aspettavo fosse altrettanto ripido e che scendesse facendo il giro proprio attorno alla rocca. Invece faceva un giro largo su una valle, cioè era veramente bellissimo, c'era il sole tutto oro. E poi ho sentito della musica e ho incontrato questi due signori, un signore e una ragazza
che stavano suonando un flauto. Insomma, parlando viene fuori che lui è un musicista. Sai cos'è lo scat? No. È stato un po' creato nel jazz e quando non usi le parole fai una frase, come dire Last night I was here, what a beautiful place. Con lo scat diventa Put-a-lit, tweet-it-down, put-it-lit, do-bye. Ci venivo a arrampicare molti anni fa. Qua proprio? Sì, lì. Sì. Quando siamo venuti su e vedere questa montagna dall'altro lato, sono rimasto impressionato da una potenza di energia che mi ha completamente investito. Sono rimasto veramente pietrificato. Una cosa potentissima, incredibile. Sì, e ero proprio lì sotto di lei, no? E mi sono completamente arreso. Per me rimangono le montagne più belle. Sia qui, la Gardetta anche, cioè non so se ci andrai. Sì. Lì, non sei ancora andata? Spaziale. E lei appunto mi fa sentire il suono di questa conchiglia. Quando sono partita per andare al Bonelli, intanto ho pensato che è stato un bene che io non sapessi cosa stavo per affrontare veramente. Sì, è stata lunga ed è stato soddisfacente arrivare. Questi luoghi, cioè, se li hai raggiunti, ce l'hai fatta, sei arrivato a piedi perché non ci sono impianti di risalita, quindi è tutta una conquista, cioè ogni passo è una conquista. Noi siamo partiti stamattina da Genova. Pensavamo di andare fino al Sartore, che dovrebbe essere l'altro bivacco qua dietro, e poi tornare indietro dalle sorgenti del Maira. Sono tipo altre 2 ore e 40 questo, no? Per il bivacco sì, poi qualcosina in più per tornare indietro. Tu che giro fai domani? Scendere giù alla sorgente del Maira. Poi volevo fare un giro, che ho parlato con una guida l'altro giorno, che mi parlava di questa... Devo dire che in questi giorni ho attraversato tutte le stagioni possibili e immaginabili, veramente, mezze e non mezze, e tutti i climi e tutte le condizioni atmosferiche. Ciao! Oh, si vede che lei siamo noi! Ciao! Ciao!
notato che i primi giorni che ero qua e camminavo venivano su tutto un certo tipo di pensieri che forse avevo tenuto giù per un po', e poi si sono come puliti i pensieri man mano che passavano i giorni, man mano che passavano i passi, un passo dopo l'altro, devi cogliere quello che puoi e poi si va. Grazie. Questo era Arabelle, è un brano del mio gruppo, del nostro gruppo, che si chiama Lupita Casso. Lupita Casso. Significa, in occitano significa casino, frastuono. Questo strumento è una ghironda, in occitano si chiama la viulo. Praticamente è uno strumento a corde, sfregate, come un po' il principio di funzionamento del violino. Al posto che l'archetto, però, solitamente nel violino è l'archetto che sfrega le corde, qua abbiamo una ruota di legno, un disco di legno, che girando la manovella sfrega le corde. Ma mi fai sentire anche l'altro strumento? Assolutamente. Bravissimo. Grazie, questo proprio grazie. ti prende, Questo sai, sì, è difficile. questo è ritmico proprio, sì, Bello, bellissimo. E sì, questa qua è di nostra composizione, comunque appunto il circolo cercato si balla tutti per mano, tutti in cerchio, si va avanti, si va indietro, è un momento molto... Mi sta venendo voglia di partecipare. Sì. No, veramente. Questi strumenti proprio hanno dietro di sé, portano dietro di sé dei valori comunque anche identitari, nel senso che nonostante magari per un certo periodo si sia persa un po' la visione della tradizione, della storia occitana, comunque io penso che sia importante non dimenticarla e non lasciarla da parte. C'è un senso di appartenenza forte. Sì, assolutamente. Sì. Qua ed è una cosa bella che accomuna molti paesi della regione teorica occitana che collega i Pirenei, quindi il nord della Spagna, con tutto il sud della Francia e poi le vallate qua subalpine, quindi le vallate cuneesi, da provincia di Cuneo ma anche in provincia di Torino, che confinano con la Francia, ma poi tante volte magari vai a un festino in Francia, vai a un festino in Val Vermenagna o in Val Maira o dove vuoi e dici cavolo, ma non è la stessa cosa, però è molto simile perché c'è questa comunione di cultura, di identità. Arrivare all'altipiano della Gardetta è stato abbastanza magico, cioè partire con il buio e quindi si vedeva solo buio, poi a un certo punto le montagne attorno erano delle ombre, poi piano piano prendevano sempre più, ma a distanza proprio di 30 secondi, sempre più dettagli e poi si svelavano completamente. E infatti anche Franco Baudino diceva che quel posto è per lui magico, che racchiude qualcosa. Lui dice, sono tutti belli, però quello racchiude qualcosa. In effetti racchiude qualcosa.